Buonasera a tutti voi, buonasera direttore che si prende meritatamente questi applausi, il direttore Emilio Bossone. Come saprà, questa sera c'è la gara, c'è la finale che eleggerà il vincitore di Ballo Amore Fantasia 1998. Con me Matilde Brandi e Albano, e state con noi perché siamo tutti una gran bella banda. A tra poco. Sulle case in amiche e te porta per quartiera, non solo non sapere, ma sapere tutto riesce e sarà per le finestre e capisci com'è bella la città con la cionella, com'è bella, la città con la cionella, com'è bella, la città con la cionella. Cari amici, buonasera, evviva! Buonasera a tutti e benvenuti qui a Lauro per la seconda ed ultima puntata di Ballo Amore Fantasia. Siamo sempre qui nella splendida Campania, una terra di cultura e di turismo. Infatti pensate che ogni anno milioni e milioni di turisti provengono da tutto il mondo per vederne la bellezza, e noi questa sera uniremo la bellezza del posto con l'allegria delle 8 orchestre, senza dimenticarci la super finale di questa sera che vedrà l'elezione dell'orchestra vincitrice di Ballo Amore Fantasia 1998. Ma ora vorrei parlare della parte danzante del nostro spettacolo, e allora con Un beso tropicale di Santino Rocchetti vorrei qui con me Matilde Brandi e il suo balletto. Beh, voi non ci crederete? Eccoli qua, di nuovo. Giorno manaietta dalla casa, ienna vannenna spingola francese. Nu giorno manaietta dalla casa, ienna vannenna spingola francese. S'affaccia una figliola trasa, quanta spingola mi dai per un turnese. S'affaccia una figliola trasa, quanta spingola mi dai per un turnese. Quanta spingola mi dai. E io che sono un poco fazioso, suba da mamma cai dinta la casa, a chi va belli spingola francese, a chi va spingola chi va. E io che sono un poco fazioso, subito mamma cai dinta la casa, a chi va belli spingola francese, a chi va spingola chi va. T'ha voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non ci amiamo più, mai votato distrattamente, pensa a me. T'avevo fa una foto, t'avevo fa una foto, e mi fate la bellezza mia. Io metto a fuoco e tu sei venuta già, fatto fotografare, fatto fotografare. Si non fa, te ne abusi, che ciccio formaggio, non te ne coraggio. Nemmeno parlare, si non fa, te ne abusi, che ciccio formaggio, non te ne coraggio. Nemmeno parlare. Claudio Carluccio e Marco Coppola con le loro serenate. Bene, proseguiamo la nostra gara con le nostre orchestre. Mi scusi se non volevo staccarmi da lei. Ci hanno riportato ancora gli sgabelli, cosa dici? Ti siedi oppure facciamo come prima? Preferisco stare in piedi anche la stessa cosa. Dimmi. Ah, ma allora sei anche autoironico.
Guai se manca l'ironia nella vita, è il sale della vita, l'ironia. Senti, parlaci di te, Parlami di te, bella signora. Dimmi tutto. di te e della tua famiglia. Devo parlartene? Sì, tu Qual e è la tua domanda? famiglia, come fosse il titolo di Qual è la un domanda? tema. Albano e la famiglia. E che importanza ha per te la famiglia? Quando hai iniziato questo lavoro eri molto giovane e quindi avere una famiglia comporta anche dei sacrifici. Hai rinunciato a qualcosa? Io penso che la famiglia sia la radice quadrata dell'essere umano. Ho avuto la fortuna di avere una famiglia straordinaria attraverso mio padre, mia madre, mio fratello e tutte le loro famiglie intorno. E ho attinto, soprattutto nel momento in cui ho tagliato il cordone ombelicale per la seconda volta per partire a Milano. Quanti anni avevi? Avevo 17 anni.